Luca Parlatini, coach del Volano Volley. Oggi è arrivata una sconfitta per 3-1 contro la Vivigas Arena Volley che vi bloccano la serie positiva di 6 vittorie consecutive e purtroppo continua a rivelarsi la vostra bestia nera. Io sinceramente non credo tanto nelle bestie nere, cioè quando hai l'idea che una squadra è una bestia nera vai in campo con più la paura che la cosa si realizzi piuttosto che mettere in campo il tuo gioco e non pensare tanto a chi c'è dall'altra parte, perché alla fine conta che gioco metti in campo. Le bestie nere tante volte le fai diventare tu facendo un gioco che non è il tuo. Oggi a noi purtroppo è capitata questa cosa di non riuscire a esprimere il nostro modo di giocare, il nostro sistema, e quando succedono queste cose poi si pagano. A parte io non considero tanto una bestia nera la loro squadra, è una squadra che comunque veniva da un momento difficile, aveva un atleta fuori oggi, la Sgarbossa numero 15, e un primo set dove noi siamo andati a un ritmo lento, abbiamo subito tanto il loro gioco e che ha fatto sì che loro iniziassero a credere di poter fare il risultato. Poi il secondo set l'abbiamo dominato iniziando a tenere più alto il livello di battuta, aumentando i colpi e il livello dell'attacco, dominato dall'inizio alla fine. Nel terzo e nel quarto siamo tornati ad inseguire un avversario che ha fatto la sua partita, ha fatto il suo gioco, ma con fiducia in quello che possiamo e sappiamo fare potevamo ribaltare, controbattere e battere. Credi che nel quarto set quella palla dentro o fuori può aver un po' influito sul risultato finale del quarto set e sul morale delle tue squadre? Ma guarda, tutto può essere. Dopo abbiamo preso un ace subito dopo quel pallone lì, come facciamo errori noi possono farli anche gli arbitri, vanno messi in conto 1 o 2 errori a set da parte degli arbitri. L'unica cosa che possiamo cambiare è quello che noi facciamo, però le decisioni arbitrali non le puoi cambiare, quindi devi pensare subito al pallone dopo e risolvere quello. Assolutamente sì. La prossima giornata sarà contro la Pallavolo Volta e avete subito l'occasione per riscattarvi qui all'Arena Biancorossa. Esatto, adesso ci serve un po' di tempo per metabolizzare questa gara e questa sconfitta. Le partite che non girano bene, se vengono prese come un punto di partenza per fare meglio, portano sempre qualcosa di buono. Noi abbiamo fatto 6 vittorie consecutive, oggi siamo incappati nella prima sconfitta, ci servirà di lezione per reimpostare il nostro lavoro, il nostro gioco e metterlo in campo già da sabato prossimo. Grazie Luca, in bocca al lupo. Crepi il lupo.